per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e secoli. Parola di Dio. Solo in Dio riposa l'anima mia. Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, mai potrò vacillare. Solo in Dio riposa l'anima mia. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, non potrò vacillare. Solo in Dio riposa l'anima mia. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Confide in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore. Solo in Dio riposa l'anima mia. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però ricorda assai poco di venire giudicato da voi da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire ai due padroni, perché odierà uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono né granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupa, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche
Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Signor Sindaco, Mariano, parenti, amici e conoscenti di Don Nazareno, fratelli e sorelle tutte nel Signore, non preoccupatevi per la vostra vita. Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita. Sono le parole del Vangelo appena ascoltato che ben si attingono a questa celebrazione durante la quale ricordiamo a Dio l'anima del suo servo, il sacerdote Nazareno Ragnocchi, nel decennale del suo martirio avvenuto, come sappiamo, la sera dell'11 febbraio 2001 a Yaru, località del Mato Grosso ai confini con la Bolivia, e compiutosi completamente dopo 11 giorni, il 22 febbraio 2001, quando, dopo aver perdonato i suoi uccisori, coronò il suo impegno pastorale a favore dei suoi indios, difendendo la vita fin dal suo nascere e ostacolando i progetti di bande malviventi che sul confine tra il Brasile e la Bolivia organizzano lo spazio della cocaina e lo sfruttamento della prostituzione. Dicevo, coronò il suo sacerdozio con il dono completo della vita in quel 22 febbraio di 10 anni fa. Non preoccupatevi per la vostra vita. Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita. Con questa certezza, Don Nazareno, sacerdote di questa terra sobracense, visse i suoi 35 anni di sacerdozio. 5 anni dopo la sua ordinazione, infatti, a 31 anni partì missionario fedele, aderendo all'operazione Mato Grosso, e fu veramente, come San Paolo dice di se stesso nella seconda lettura di oggi, servo di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Il suo sacerdozio fu speso con grande generosità, aiutò i suoi poverissimi indios, offrì loro l'energia elettrica, l'acqua, ma soprattutto scuole dove ricevere un'educazione per difendere meglio i loro diritti e la loro dignità umana, li fece crescere nella loro dignità. Fondò un seminario dove trasmise la sua profonda devozione alla Madonna ed educò a vivere il sacerdozio tutto centrato sull'Eucaristia, il dono perfetto di Gesù al Padre per la salvezza dei fratelli, il dono al quale Don Nazareno conformò tutta la sua vita di uomo e di prete fino al momento estremo. Fu un prete vero che si fidò della provvidenza, ripose la sua forza unicamente in Dio, ha vissuto, possiamo ben dirlo, fiducioso nella promessa che Dio ci dà oggi nella prima lettura, ossia quella di non essere mai dimenticati da Lui, qualunque cosa possa accadere. Don Nazareno sapeva che Dio lo aveva chiamato alla vita cristiana e al sacerdozio. Questo gli bastava per andare avanti, per amare, per rispondere alla sua vocazione. Sapeva che la vita è un dono che viene da Dio e del quale soltanto a Lui dobbiamo rispondere su come l'avremo donata o come non l'avremo donata per amore. E così Don Nazareno
prima di ucciderlo gli mormorò all'orecchio: sono venuto per ammazzarti perché ci dai fastidio. Sì, cari fratelli e sorelle, il cristiano, quando vive la vita cristiana, la propria fede in maniera autentica, non può non dare fastidio. Perché? Perché richiama tutti, come fa Cristo, a vivere secondo il Vangelo, a vivere quella vita buona di cui il mondo ha bisogno per salvarsi, ma che il mondo spesso rifiuta per evitare di convertirsi, per evitare di cambiare, per evitare di seguire ciò che apparentemente sembra più vincolante e meno facile, ma che in realtà rende liberi e dà la vita. La vita che nessuno può più togliere, che nessuno può più distruggere, ma che rimane testimonianza di amore anche per coloro che, come molti di noi, non hanno avuto la fortuna di conoscere personalmente Don Nazareno, ma oggi guardano a lui con ammirazione, sentendosi spronati a vivere più abbandonati alla convivenza di Dio, più abbandonati da lui che non ci dimentica mai, che ci chiama tutti, forse in modi diversi, a partecipare all'apostolato nel mondo, chiedendoci di scegliere chi servire, se Dio o la ricchezza. Questa scelta è la scelta che ogni cristiano deve compiere, se scegliere Dio o il mondo, se scegliere Dio o la ricchezza, e che ha compiuto anche Don Nazareno, scegliendo di servire Dio. La ricchezza potrebbe essere un'alternativa, la ricchezza che non si serve. Il verbo greco che usa il Vangelo verso la ricchezza è essere schiavo. Se uno si vuol mettere a servizio della ricchezza, ci dice il Vangelo, diventa schiavo della ricchezza stessa. La ricchezza infatti non è come il servizio gesto di amore e che quindi rende liberi e che ha come modello supremo il servizio che Cristo ha reso all'umanità nel mistero della sua Pasqua. La ricchezza è il voler salvare a tutti i costi la nostra vita, il volerci non compromettere per il Vangelo e per i fratelli. La ricchezza è la ricerca del solo soddisfacimento personale. La ricchezza significa denaro, potere, carriera e aggiungete tutto quello che vuol dire schiavitù della nostra vita. Cari fratelli e sorelle, Don Nazareno ha fatto la sua scelta. Ha scelto Dio, sapendo che la vita che aveva ricevuto veniva da Lui e che essendo sua non sarebbe andata distrutta o perduta. Ha cercato Dio, lo ha servito, ha amato nel suo nome, ha perdonato. Oggi rimane, dopo 10 anni dal suo martirio, esempio per tutti noi. Stimolo a riaffidarci nuovamente, anche questa mattina, alla provvidenza di Dio, a confidare in Dio più che nelle ricchezze della terra, a servirlo con gioia e passione, accettando, se fosse necessario, anche il martirio, pur di trovare quella gioia e quella felicità che i martiri, come Don Nazareno, hanno trovato nel scegliere Dio piuttosto che la ricchezza e il potere del mondo, nel sapersi suoi figli amati e non abbandonati anche nelle prove, e per questo capaci di spendersi nella fedeltà come amministratori dei misteri di Dio. A Dio chiediamo questa mattina che mandi altri santi sacerdoti come Don Nazareno alla sua Chiesa. Per noi già sacerdoti chiediamo la disponibilità all'offerta quotidiana e gioiosa a Dio e ai fratelli. Per tutti domandiamo, intercedente la Madonna, alla quale Don Nazareno era tanto devoto, di ripetere ogni giorno il nostro sì incondizionato e fedele all'amore di quel Dio che pensa a noi, provvede a noi, si occupa di noi con un amore più grande di quello di una madre per il suo bambino. Amen. Sacerdoti santi, vocazioni sacerdotali sante,
come è stata quella di Don Nazareno. E chiediamo al Signore anche di poterlo vedere presto elevato agli uomini degli altari, preghiamo. O Dio che ama la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte, fai che guidino nel cammino della speranza e siano per sempre il tuo vivente canto di gloria. Per Cristo nostro Signore.
fonte di ogni santità, santifica questi cuori con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Con Cristo e in Cristo, ad Dio nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Potrebbe anche essere, io non mi dimenticherò mai di te, con questa fiducia di figli che non vengono mai dimenticati dal Padre, da Dio che è Padre e Madre insieme. Il suo rapporto con noi si rivolgiamo a lui quella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma ci lasci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali.